in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Confini oltre l'agricoltura. In questa puntata torniamo a parlare di manovra Salva Italia e di IMU, in particolare un argomento scottante per le imprese agricole e agromeccaniche mantovane. La prima rata è attesa per giugno, nel frattempo le aziende, proiezioni, conti alla mano, cercano di limitare i costi aziendali. Ovviamente però si tratta di un'operazione non semplice, soprattutto se gli agricoltori si ritrovano a dover fare i conti soprattutto con il caro gasolio. A tale proposito noi siamo andati ad intervistare un imprenditore agricolo di Quistello che ci ha spiegato proprio quali sono i costi gestionali che deve affrontare annualmente per portare avanti la propria attività. Io vado subito a presentarvi i nostri ospiti in studio. Abbiamo Sandro Cappellini, direttore di Apima Mantova e coordinatore nazionale di Confai, grazie per essere qui oggi. Grazie a voi. E Beatrice Biancardi, avvocato ed esperta tributarista. Buongiorno. Bene, noi partiamo come sempre dal nostro servizio di copertina, si chiama IMU, ma qualcuno ha già pensato di ribattezzarla IFA, imposta funebre sull'agricoltura. Nel nostro servizio di copertina andiamo proprio a vedere quali sono le conseguenze previste per il comparto agricolo e come stanno reagendo le organizzazioni di settore. Andiamo a vedere. Le associazioni agricole sono ormai sul piede di guerra. L'IMU, il balzello introdotto da Monti al fine di sostituire l'ICI, infatti colpisce soprattutto il settore agricolo con rincari annui anche di 10.000 euro. Stando alla denuncia di CIA, Coldiretti e Confagricoltura, la manovra si abbatterà sul settore primario mettendo a rischio la sopravvivenza di 500.000 di aziende sotto i 20 ettari. Tutti gli investimenti compiuti sui fronti della sicurezza, della qualità e dell'innovazione potrebbero essere cancellati con un solo colpo di spugna. Il maggior impatto sulle aziende arriverà dalla tassazione su terreni, edifici e capannoni con l'applicazione dell'IMU e delle disposizioni che vengono introdotte ex novo a proposito dei fabbricati rurali, da sempre inseriti nel valore dei terreni, ora invece oggetto di un tributo specifico aggiuntivo. Vale la pena ricordare che solo negli ultimi anni il fatturato di un'azienda agricola di dimensioni medie è diminuito del 20%. A questo si andrà ad aggiungere l'effetto dell'IMU che toccherà tutte quelle strutture utilizzate solo in maniera marginale, capannoni, stalle, pollai e fienili dismessi ad esempio, quindi a reddito zero. In altre parole sarà come pagare un affitto piuttosto salato su un edificio di proprietà. In termini economici tutto questo potrebbe tradursi in un vero e proprio salasso per i titolari delle aziende agricole, con esborsi che rischiano di mettere in ginocchio un settore con migliaia di aziende. Intanto, in attesa del mese di giugno, quando arriverà la prima rata da pagare, le associazioni di categoria hanno già iniziato la loro crociata. Nei giorni scorsi i portavoce delle 3 organizzazioni a livello provinciale hanno chiesto un incontro al prefetto Mario Rosario Ruffo per sottoporgli un documento unitario e portarlo a conoscenza della grave situazione attraversata dal comparto agricolo. Senza provvedimenti seri e incisivi che vadano a ridurre gli effetti distorsivi delle scelte che il governo sta imponendo, si legge nel testo, il settore già in difficoltà rischia di sprofondare in una crisi drammatica e irreversibile. Una richiesta d'aiuto in piena regola rivolta alle istituzioni per scongiurare la mobilitazione di piazza che però giorno dopo giorno appare sempre più vicina e inevitabile.
Allora Cappellini, torniamo in studio, io le chiederei di tracciare, prima di tutto di scattare una fotografia del settore dei contoterzisti a Mantova, quindi le imprese agromeccaniche quante sono e come operano sul territorio. Sì, allora la nostra categoria che incide, direi, con una percentuale altissima, circa il 98-99% solamente sulle fasi di raccolta e più del 70% per tutte le altre lavorazioni in nome e per conto dell'agricoltura. In provincia di Mantova credo che sia una categoria leader a livello nazionale. Qui abbiamo un'agricoltura di eccellenza, un'agricoltura forte, un'agricoltura che a livello regionale è una delle prime e si trasmette anche a livello nazionale ed europeo anche come le prime. E indubbiamente dove c'è un'agricoltura forte, oggi come oggi c'è un contoterzismo, un settore agromeccanico molto forte, anche perché le aziende agricole hanno imparato, vorrei dire, a fare un po' i conti con la matita, cioè nel senso di far quadrare i bilanci e di vedere quali sono le situazioni e gli investimenti economicamente validi, tenendo in considerazione che i prezzi dei prodotti praticamente non è che li faccia l'agricoltore, ma li fa il mercato o le fanno praticamente altri. Certo. La prima fonte di guadagno è quella di ridurre i costi e di ottimizzare i costi. L'ottimizzazione dei costi oggi si chiama mettere in outsourcing tutte le situazioni relative alla meccanizzazione, dove c'è un forte investimento di capitali su mezzi meccanici che la singola azienda agricola non si può più permettere, certo, per tempi di ammortamento e per costi. Ecco che il nostro settore sta aumentando, diciamo così, il proprio fatturato, i propri interventi, e le nostre aziende si stanno anche maggiormente sviluppando, pur non essendo moltissime, perché oggi noi associamo circa 285 aziende in tutta la provincia di Mantova. Vorrei sottolineare che svolgono quelle che svolgono professionalmente l'attività sì, di contoterzismo. E questo... Poi parleremo anche di questo aspetto. Benissimo. E pertanto con questa terziarizzazione di questi servizi il nostro comparto è un comparto in un certo senso un po' in controtendenza da quelli che sono stati i momenti di crisi che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. In controtendenza per quanto riguarda la richiesta di lavoro, la richiesta di occupazione. Infatti noi siamo un settore che ha assunto anche manodopera, pertanto ci collochiamo anche all'avanguardia un po' anche per quanto riguarda, fra virgolette, il sociale. Certo. E naturalmente le aziende che sono rimaste oggi sul mercato si sono aziende strutturate, diminuite, perché le piccole che non hanno avuto il coraggio di investire sono state tagliate fuori dal mercato, e pertanto la considerazione oggi è che abbiamo un contoterzismo sano, all'avanguardia, macchine tecnologicamente avanzate, rispettose sempre più dell'ambiente e delle norme di sicurezza sul lavoro. Pertanto io credo di poter affermare un risultato positivo per il comparto agromeccanico. Una fotografia positiva, insomma una bella fotografia del contoterzismo mantovano, che però purtroppo rischia in un certo senso di essere così oscurata forse proprio da questi provvedimenti che sono stati introdotti con il governo Monti. Biancardi, che cosa prevedono allora in buona sostanza il decreto Salva Italia e l'IMU, in particolare per le imprese agromeccaniche ma anche per le imprese agricole in generale? Guardi, partirei parlando dell'IMU, di questa imposta municipale unica che ha sostituito in sostanza la vecchia ICI e che tuttavia è molto più gravosa perché va a colpire, ed è questa la novità, va a tassare i fabbricati rurali che prima non erano tassati. È chiaro che quindi i proprietari di fondi agricoli, ma anche il comparto agromeccanico, viene penalizzato dall'introduzione di questa nuova tassa, perché inevitabilmente vengono tassati sia gli immobili rurali che prima non pagavano per esempio una stalla, come quegli immobili rurali che sono strumentali alle attività che vengono svolte dal settore del comparto agromeccanico.
Ora, l'IMU in sé per sé è una serie di calcoli, è un'imposta che prevede la tassazione dei fabbricati che devono essere, che prende come base la rendita catastale, quella che si trova facendo la visura sull'Agenzia del Territorio oppure nell'atto di compra-vendita normalmente. Questa rendita deve essere con la percentuale del 5% rivalutata, poi ci sono moltiplicata per un coefficiente che, se volete vi do, ma in realtà ci sono i coefficienti per ciascuna tipologia di gruppo catastale, quindi per l'immobile di tipo signorile piuttosto che la stalla, l'area urbana, le stazioni di servizio e via dicendo, insomma non sto a farvi l'elenco, e poi deve essere moltiplicata per una percentuale che è stata individuata nel 4% per la prima casa e che si applica nella stessa misura per gli immobili di natura rurale, lo 0,76% per la seconda casa, e poi c'è invece per i fabbricati che sono fabbricati di tipo strumentale uno 0,2% che può essere diminuito a discrezione dell'ente del comune nello 0,1%. È chiaro che questa diminuzione va ad intaccare le casse del comune stesso, quindi io non so sinceramente, secondo il mio parere personale, e quindi non è sicuramente una voce che ho sentito, non so quanto il comune potrà diminuire, dato che i nostri enti locali sono comunque parzialmente in deficit. Certo. Le faccio un esempio concreto per capirci meglio. Esatto, guardi, io ho fatto un calcolo che su una porcilaia che più o meno è di 1500 scrofe, quindi una porcilaia media, questa viene a pagare circa 1.500 euro in più. Lei pensi che per un'azienda medio piccola, e sono la maggior parte in Italia, questo è un costo considerevole da aggiungere a quanto già viene corrisposto nella tassazione normale. Certo. Quindi inevitabilmente questa imposta andrà a gravare sul comparto agricolo in maniera molto pesante. Esatto, con delle conseguenze di un certo tipo sull'economia proprio. Questo per quanto riguarda l'imposta. Poi lei mi diceva e mi chiedeva le famose liberalizzazioni. Il decreto liberalizzazione, che è molto ampio perché, come sappiamo, coinvolge più categorie, nel comparto agricolo ha innovato con il cosiddetto pacchetto agroalimentare, che prevede tra gli articoli, io purtroppo sono un legale quindi ho una deformazione professionale, dagli articoli 62 e 67 introduce una serie di novità. Quella che secondo me è la novità più sensibile, più importante, di cui magari parliamo adesso in maniera più concreta, è quella che riguarda la cosiddetta obbligatorietà di forma scritta dei contratti negli operatori del settore agroalimentare. Che cosa significa? Che in sostanza gli operatori del settore, quindi le aziende che producono, le aziende che trasformano, quelle che commercializzano, fino al consumatore finale che però è escluso, sono obbligati a stipulare dei contratti scritti che prevedano quindi la formalizzazione del prezzo, delle modalità di consegna, della qualità del prodotto, e quindi con una serie poi di particolari indicazioni che ci dà proprio la norma. Questo non rischia di appesantire l'imprenditore agricolo? Allora, questo secondo il mio parere personale, le dico, può essere da un lato un vantaggio se è applicato in maniera corretta e dall'altro lato uno svantaggio. Il problema qual è? Che si è voluto creare una maggiore trasparenza, una maggiore efficienza nel settore agroalimentare, perché chi fa la parte del leone è la GDO, la grande distribuzione organizzata, e quindi il Ministero lo ha affermato, non sono voci di paese, ha affermato nella spiegazione, nella motivazione che ha portato poi all'emanazione di questa norma, che chiaramente si voleva creare una maggiore regolamentazione nell'ambito degli operatori di settore, una maggiore trasparenza anche finanziariamente, perché fissando il prezzo inevitabilmente la grande distribuzione non può più giocare quando fa le offerte a diminuire il prezzo in relazione all'offerta che va a fare. Io le ripeto, se viene attuata in maniera corretta, questa può essere positiva
per il comparto agricolo, purché ci siano appunto le condizioni di base. Ciò che secondo me è importante dal punto di vista giuridico è che hanno fissato i termini di pagamento in 60 giorni per i prodotti non deteriorabili e in 30 giorni in prodotti deteriorabili dalla consegna. Questo è molto importante perché secondo me non dà più la marginalità di spostare troppo in avanti a 120-150 giorni la grande distribuzione, che per un produttore agricolo o un'azienda di trasformazione o comunque gli operatori di settore chiaramente diventa problematico perché in un momento in cui l'economia italiana non tira e c'è carenza finanziaria, è chiaro che la maggiore velocità di pagamento garantisce un flusso di cassa notevole sia per le imprese che per il settore agromeccanico. Questo secondo me è la norma più importante di tutto il settore, diciamo che viene anche, è soggetta ad un controllo da parte dell'autorità di vigilanza che si può affiancare alla Guardia di Finanza, e dal punto di vista delle sanzioni devo dire che ha introdotto delle sanzioni molto pesanti in caso di violazione o di comportamenti sleali che la norma individua, che arrivano fino a 500.000 euro. Quindi allora attenzione, è il caso di dire ai nostri ascoltatori. Io andrei adesso a sentire con il prossimo servizio quali sono le conseguenze in concreto per gli agromeccanici e sentiamo allora quali sono le ripercussioni previste per la categoria. Poi torniamo in studio e andiamo a vedere proprio da vicino con il direttore di APIMA che cosa si prevede per il settore. Andiamo a vedere. L'impatto dell'IMU per le casse delle imprese agricole e agromeccaniche, ma anche per i proprietari di terreni, si preannuncia estremamente pesante. L'aumento delle accise sui carburanti non incentiverà la produttività delle imprese agromeccaniche, per le quali il gasolio rappresenta la quota più significativa tra i costi d'esercizio delle lavorazioni meccanico-agricole. Proprio le imprese agromeccaniche sono il motore dell'agricoltura, svolgendo il 95% della raccolta di prodotti e oltre il 70% delle altre operazioni colturali per conto delle aziende agricole, con macchine di grande potenza che conseguentemente hanno significativi consumi di carburante. Ecco allora che contenere la spesa per l'acquisto di carburante agricolo diventa prioritario per le imprese che non sono più in grado di sostenere anticipatamente un costo che incide per oltre il 35% nella formazione del corrispettivo delle lavorazioni agromeccaniche. Anche i capannoni per il ricovero attrezzi e macchine agricole, nonché quelli adibiti a centro di stoccaggio dei prodotti agricoli di proprietà delle imprese agromeccaniche, che per la natura dell'attività sono di grandi dimensioni e conseguentemente a valori catastali già elevati, con l'avvento della riforma produrranno un ulteriore aggravio di costi, difficilmente riversabili sulle tariffe delle lavorazioni che gli agricoltori pagheranno per i servizi richiesti. Insomma, una manovra che sconquassa duramente il sistema delle imprese agromeccaniche. Eccoci in studio. Allora Cappellini, a pesare di più per la vostra categoria è proprio la tassazione, lo sentivamo anche nel servizio, la tassazione dei fabbricati che però risultano indispensabili per il ricovero dei mezzi che tra l'altro, lo ricordiamo, a volte nel vostro caso possono raggiungere notevoli dimensioni. Quali sono le conseguenze in concreto? Le conseguenze sono un aumento che poi valuteremo nel concreto se diventa sopportabile o insopportabile, di questa tassazione sui fabbricati. Ora, noi pagavamo già l'ICI perché non eravamo nella fascia di esenzione come l'agricoltura, che ricomprendeva tutto nei redditi agrari o nei redditi domenicali, e fino a quel punto avevamo anche già studiato e delimitato quelli che erano le incidenze dei costi da riversare poi naturalmente sulle prestazioni. Ora noi abbiamo già fatto uno studio, in linea di massima su alcune tipologie di fabbricati, dai D8 ai C6, C2 che noi abbiamo, voglio dire, facciamo la cosiddetta media del pollo, di chi lo mangia e chi non lo mangia, ma abbiamo un aumento, diciamo medio, di circa il 65% dei costi. Senza considerare che possiamo andare su alcune tipologie di fabbricati più piccoli e classificati in determinata categoria a un 40% fino a un 103% su altri fabbricati. Ora il problema è che noi, avendo numerosi mezzi meccanici e di grosse dimensioni, abbiamo fabbricati di grosse dimensioni.
molto spesso molto più grossi di quelli che hanno le stesse aziende agricole, e pertanto raddoppieremo sicuramente il costo, e dire raddoppieremo è una previsione molto ottimistica. E in secondo luogo quello che ci preoccupa maggiormente sarà, riprendendo anche quello che avevamo detto prima, la possibilità dei comuni di aumentare l'aliquota base. Ora, noi abbiamo già fatto un sondaggio presso i comuni. Io volevo capire proprio questo, Cappellini, perché molte organizzazioni agricole si sono già mosse, hanno fatto appello ai comuni piuttosto che alla regione. Lo sentivamo nel servizio, c'è anche chi parla, CIA, Coldiretti, Confagricoltura sono andati anche dal prefetto, insomma, per presentare un documento unitario, minacciando anche di scendere in piazza con i trattori. Che cosa ha fatto APIMA? Brevemente, poi andiamo in pubblicità. Brevemente, devo dire, ha cercato di valutare la situazione con pragmatismo, cercando di vedere quello che si poteva effettivamente fare e non di avanzare delle richieste che molto probabilmente non potranno essere accolte. Cioè siamo andati molto sul concreto. Primo devo fare una sottolineatura però. A noi è molto spiaciuto che le 3 organizzazioni principali agricole della provincia di Mantova si siano mosse autonomamente, andando al di là di quelle richieste di sinergia che noi avevamo fatto nel mondo agricolo, e pertanto ci sarebbe piaciuto fossimo coinvolti anche noi, perché forse molto probabilmente qualcuno si dimentica che oggi il motore dell'agricoltura sono gli agromeccanici, e l'eccellenza dell'agricoltura mantovana è perché alla base c'è un comparto agromeccanico forte. Allora, questa è una piccola critica che mi sento di fare. Noi da anni predichiamo sinergie, ma vediamo che questa sinergia poi in concreto non succede. Allora ci siamo mossi autonomamente. Ecco, Cappellini, la interrompo perché abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario, rientriamo in studio ovviamente fra qualche minuto e torniamo a parlare di IMU e di conseguenze per gli agromeccanici. Restate con noi. Rieccoci in studio. Cappellini, ripartiamo da lei, da questa frecciatina nei confronti delle altre organizzazioni agricole. Lei dice, ma non c'è stata abbastanza sufficiente sinergia, non siamo stati comunque interpellati, in un certo senso coinvolti, è così? Sì, è così. Noi da anni predichiamo nel rispetto dei propri ruoli, però di fare un fronte comune su quelle che sono le necessità delle aziende che operano in agricoltura, per portare avanti dei progetti condivisi che avrebbero molto più peso verso il governo per poter portare a casa dei risultati. E invece ognuno fa le proprie proposte, e naturalmente che cosa succede? Chi governa si sente tirato una parte dalla giacca e una parte dall'altra parte, e normalmente cosa fa? Se ne lava un po' le mani, perché questa è la realtà, e non incide perché c'è sempre qualcuno che rimane scontento perché spesso gli obiettivi non sono condivisi. Allora, ecco un fronte che bisognerebbe immediatamente ricompattare. Tutto quello che riguarda l'agricoltura, e ognuno per il proprio comparto, dovrebbe trovare un tavolo di sinergia per fare un documento comune, non che ognuno si muova autonomamente. Certo. Molto probabilmente questo vale per la provincia, vale per l'Italia e vale anche a livello europeo, che su questi fronti. E pertanto noi sull'IMU che cosa abbiamo fatto? Noi non siamo andati dal prefetto, anche perché crediamo che una manovra di un decreto già emanato abbia poco spazio di correzione, perché prima dell'emanazione di un decreto chi conosce bene come si svolgono le cose nel nostro Parlamento è il frutto di certi equilibri fra un decreto e l'altro, e una volta raggiunti gli equilibri, anche se instabili, una volta emanato il decreto, questo è fatto. Siccome c'è bisogno di denaro, la preoccupazione nostra è che non ci sarà nessun passo indietro, che i comuni aumenteranno per quanto loro riguarda la possibilità di aumentare, perché l'IMU
darà meno trasferimenti dello Stato alle casse comunali e i comuni con i bilanci che hanno dovranno più o meno far quadrare i loro bilanci. Cercare di sopravvivere. E cercare di sopravvivere. Quello che noi stiamo chiedendo in questo momento è di ripristinare una equità di carattere fiscale che è stata sbandierata dal Presidente del Consiglio, ma che però ha avuto due pecche. La prima di varare i provvedimenti non c'è stata concertazione, non ha convocato le parti per sentire quelle che erano le necessità, pertanto c'è uno scollamento dal mondo produttivo. Siamo a livello legislativo, siamo a livello di dover stendere un provvedimento, ma attenzione, se questi provvedimenti non si intrinsecano con quello che è il mondo produttivo, rischiano di provocare danni enormi, perché poi si chiede alla gente di pagare. Certo. Ma dove sono le possibilità in questo momento di crisi di incassare per pagare? E certo. Qualcuno dice anche le banche, ma attenzione, le banche dovrebbero finanziare le imprese, ma oggi noi assistiamo a una situazione in cui le banche non finanziano più niente. E a questo punto l'impresa è compressa. Certo. Giusto i contratti. I contratti è una norma di tracciabilità e si inizia anche a tracciare, io lo vedo anche sotto un'altra risposta, un altro profilo, cioè si comincia a tracciare una piccola lotta all'evasione, perché una volta che si è tracciato il prodotto nella commercializzazione, tutto anche con la tracciabilità del denaro e via dicendo, fa rientrare in un alveo di chiarezza tutto questo movimento di denaro, perché non è anche questo, non solo i contratti della GDO, ma anche quello di far emergere quello che potrebbe essere anche un'attività sommersa, certo, nella commercializzazione, perché dobbiamo realisticamente tenere in considerazione che nel mondo agricolo spesso, anche parlando fiscalmente nei rapporti con le imprese che sono soggette a un altro tipo di contabilità, manca una specie di contrasto di interessi, non potendo il mondo agricolo scaricare tutte le spese, le fatture, non potendo in gran caso scaricare l'IVA, e allora questo è può quello provocare... che voi come APIMA fate presente da tempo, tra l'altro. Noi lo facciamo presente, ma non tanto perché noi vogliamo cambiare il sistema di tassazione delle nostre imprese, che deve rimanere così, quanto per creare delle norme eque, senza andare in un campo che potrebbe diventare vastissimo. IMU. Se il capannone per ricovero macchine, attrezzi ed errate agricole è considerato rurale, con una tassazione IMU di un certo tipo per l'azienda agricola, perché è lo stesso capannone che ha le stesse finalità di un comparto che è stato riconosciuto nel mondo dell'agricoltura. Ultima è il testo unico agricolo anche della regione Lombardia. Non dimentichiamoci, nel 2004 il decreto legge 99, l'articolo 5, che l'attività agromeccanica è attività agricola, certo, perché noi dobbiamo avere una tassazione commerciale, tra virgolette, e essere discriminati. Allora noi abbiamo sottolineato questa, che vogliamo che sia una equità di trattamento per tutti coloro che hanno le stesse problematiche e specialmente per tutti coloro che svolgono la medesima attività e che le devono svolgere con uguali diritti e doveri. Questo porterebbe un riallineamento e molto probabilmente molta più trasparenza e quell'equità che tutti stanno dichiarando. E forse da lì potrebbe essere anche accantonato quel piccolo risentimento che si ha nel doversi vedere solamente sovraccaricati di costi e senza prospettive di maggiori incassi. Cappellini, però non ci sono solo l'IMU e le conseguenze del decreto Salva Italia a pesare sulle tasche degli agricoltori e degli agromeccanici, c'è anche il caro gasolio, e noi di Confine abbiamo raccolto la testimonianza di un imprenditore di Quistello, Marco Leoni, che insieme al fratello Andrea si occupa della produzione di ortaggi in serra. E allora vedremo che i costi del gasolio sulla gestione dell'azienda non sono per nulla trascurabili, anzi.
Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio l'agricoltura mantovana e a lanciare l'allarme sono proprio loro, le aziende agricole del territorio, costrette a far fronte ai continui rincari del prezzo del greggio e dei suoi derivati. Calcolatrice alla mano, con il gasolio agricolo a 0,88 euro al litro più IVA, le imprese agromeccaniche devono sostenere costi quotidiani rilevanti e le previsioni sono tutt'altro che ottimistiche. Con l'avvicinarsi dell'inizio dei lavori nelle campagne, i trattori di potenza elevata o le macchine operatrici da raccolta arriveranno a utilizzare mediamente 800 litri di gasolio al giorno, che in termini economici coincidono ad una spesa anche di 5.000-6.000 euro al giorno. Questi conti è abituato a farli anche Marco Leoni dell'azienda ortofrutticola Leoni di Quistello, attiva dal 1975 e oggi specializzata nella produzione in serra di numerose varietà di peperoni, pomodori e lattughe. Negli ultimi anni, soprattutto in questo anno e mezzo così, il gasolio è aumentato quasi del 50% e per noi, insomma, con questi prodotti chiamati poveri, il guadagno sempre si riduce. Non so dove fino potremo arrivare, ecco. Per far funzionare gli impianti all'interno delle serre, Leoni consuma tra i 50.000 e i 70.000 litri di gasolio l'anno, che paga tra i 60.000 e gli 80.000 euro. A questa spesa si aggiunge quella del gasolio da trazione, visto che l'azienda si occupa anche del trasporto della merce. Al conto vanno aggiunti dunque altri 20.000-25.000 euro. 2 anni fa a 10.000 litri spendevamo sui 3.500 euro, 4.000 euro, oggi siamo agli oltre 8.000 euro. Il prezzo oggi è 0,85 più IVA. Tra l'altro ci hanno tolto anche l'accisa, che per noi era importante, che era un 15% mediamente di sconto, ed oggi invece abbiamo tutto il prezzo pieno. Il gasolio ti porta via una fetta molto importante. Perché ad esempio io investo sul terriccio, investo sul seme, c'è il rapporto spesa-guadagno, ma il gasolio è una spesa proprio che non riesci a rincarare, cioè a far rincaro. Cioè, come fai a dire al cliente io spendo il doppio rispetto l'anno prima? O al cliente non gli interessa. È molto problematica anche il gasolio da trazione, perché abbiamo 5 camion e il costo sempre si alza. E di parecchio. E il cliente che vuole le 10 cassettine praticamente si è quasi obbligato a non servirlo più, con conseguenze insomma che i clienti piano piano sempre calano. Non vorrei arrivare che solo per salvare il capitale devi lavorare solo per salvare il capitale, cioè oggi ancora guadagniamo perché adesso sinceramente qualcosina ci rimane, però non come gli anni passati, più andiamo avanti più ci rimane meno. Tutto questo in condizioni di normalità. In casi eccezionali, infatti, come ad esempio le intense nevicate dei giorni scorsi, la spesa è destinata inevitabilmente a lievitare. Per scaldare i tetti delle serre, evitando così che il ghiaccio e la neve dei giorni scorsi sprofondassero sulle strutture finendo per danneggiarle, Leoni ha consumato altri 3.000 euro di gasolio. Perlomeno che qualcuno si interessasse di queste aziende, di queste, come tutti i miei colleghi, se qualcuno si interessa perlomeno che si fermino, perché oggi facciamo un prezzo, domani non sappiamo più cosa fare, perché gli aumenti sono talmente così rapidi che come fai a definire un prezzo equo? Mica tutti i giorni puoi alzare i prezzi al cliente, è tutto insomma un insieme di cose che una volta il prezzo lo tenevi fermo 4-5 anni, adesso non sai più cosa fare, poi se vuoi lavorare tante volte sei costretto a stare ugualmente ai prezzi di tanti anni fa, però la logica non è questa. Insomma, la situazione è abbastanza problematica, anche perché, dice Leoni, la mia paura è di dover lavorare solo per salvaguardare il capitale, insomma il timore è questo. Biancardi, come incide in concreto il caro gasolio sulle imprese agricole e agromeccaniche? Abbiamo qualche dato? Sì, guardi, io ne ho raccolto qualcuno, le posso dire una cosa, che sicuramente incide, a parere mio, ma credo anche a parere del direttore,
più sulle aziende agromeccaniche che su quelle agricole, perché le aziende agromeccaniche non dobbiamo dimenticare che svolgono circa il 95% delle operazioni di raccolta e circa il 70% delle altre operazioni colturali, quindi secondo una stima che più che altro ho fatto, più o meno dovrebbe incidere, mi correggerà il direttore se sbaglio, nell'ambito del 35-40% in più. Ma qual è il problema per cui vorrei sensibilizzare i telespettatori? Che in realtà il gasolio, che ha avuto un aumento esponenziale dall'inizio dell'anno, perché parliamo di un più 27%, è composto il costo del gasolio è composto da più voci. Una voce base è il costo puro della materia prima. Le altre spese sono delle accise, a parte l'IVA, sono delle accise che lo Stato carica, quindi in realtà lo Stato mette in tasca, per dirla alla maniera proprio più semplice molto possibile, molto terra-terra, si sta mettendo in tasca, le faccio un esempio, 10 lire per la crisi del canale di Suez del 56, 2 lire per la guerra in Abissinia del 35 e posso andare avanti per il disastro del Vajont, per il terremoto del Belce. Chiaramente, paradossalmente c'è qualche cosa che non funziona, nel senso che è chiaro che da un lato abbiamo l'aumento della materia prima e dall'altro abbiamo delle accise che non vengono mai diminuite nonostante il decorso del tempo e ormai non si parla di settimane. Esatto, non si parla di settimane, ma bensì quasi di secoli, direi. Sì. A questo punto lei capisce che inevitabilmente, se assistiamo da un lato all'aumento della materia prima, è chiaro che questo va ad incidere continuamente sul consumatore, che in questo caso è l'azienda agricola o il produttore o direttamente il conto terzista, che inevitabilmente viene ad evitare i propri costi. Certo, certo. Noi andiamo a vedere adesso almeno una buona notizia tra tante, insomma, così cattive notizie. Ne andiamo a vedere una invece positiva che riguarda proprio le imprese agromeccaniche. Le imprese agromeccaniche lombarde iniziano infatti proprio questo 2012 con una buona notizia. Stiamo parlando dell'istituzione del primo albo professionale a livello regionale, che di fatto riconosce il ruolo dei contoterzisti e la loro professionalità anche in ambito agricolo. Un passo avanti che dovrebbe anche dare una spallata decisiva al sommerso. Andiamo a vedere. La notizia è dei giorni scorsi. Le imprese agromeccaniche lombarde possono finalmente contare su un proprio albo professionale destinato a valorizzare il fondamentale apporto che il contoterzismo agricolo offre al settore primario nella regione con il PIL agricolo più elevato d'Italia. Così prevede il testo unico dell'agricoltura approvato recentemente in Lombardia. Tra i punti di forza del nuovo provvedimento vi sono l'attenzione per i giovani agricoltori e per le aree svantaggiate, una maggiore tutela del suolo agricolo, delle produzioni di qualità e della filiera corta. Per la prima volta dunque viene riconosciuto il ruolo svolto dalle imprese agromeccaniche come soggetti operanti a pieno titolo nel settore agricolo mediante realtà professionali qualificate, siano esse organizzate in ditte individuali, società cooperative o consorzi. L'istituzione dell'albo dovrebbe dare inoltre un colpo decisivo al mercato del sommerso, che vede attualmente un certo numero di operatori non professionali offrire servizi agromeccanici di scarsa qualità e in dubbie condizioni di sicurezza. In Lombardia la quasi totalità delle aziende agricole operanti nelle filiere principali ha scelto di terziarizzare una o più operazioni sul campo, con punte che superano il 99% nel caso della raccolta di cereali, soia e barbabietole. Eccoci in studio. Cappellini, che cosa è lecito aspettarsi nei prossimi mesi per quanto riguarda le imprese agromeccaniche? A fronte anche di questa bella notizia, mi pare, insomma. Certo. Sì, ci abbiamo lavorato molto perché noi stiamo continuando a cercare di avere un'integrazione totale nel comparto agricolo per avere uguali diritti e uguali doveri, lavorando esclusivamente in agricoltura, perché è un controsenso che il nostro imprenditore sia ancora considerato artigiano mentre svolge tutta un'attività riconosciuta oramai agricola. La Regione ci ha dato questo riconoscimento inserendoci nel testo unico, che potrebbe avere una nota molto positiva per quanto riguarda poi i PSR, certo. Perché integrandoci nei PSR nei bandi del PSR regionale potrebbe essere inserito anche il settore agromeccanico. Qui in Italia c'è stata una prima regione, che è la Sardegna, che è stata
veramente all'avanguardia, che su alcune innovazioni, su alcuni aiuti sul PSR aveva inserito specificatamente gli agromeccanici. Noi l'abbiamo preso come esempio, abbiamo divulgato verso le altre regioni, la regione Lombardia è stata molto sensibile su questo e ci dà questa nuova possibilità, perché ricordiamoci che PSR, secondo pilastro della PAC, fa parte anche di tutto quel pacchetto di riforme che noi abbiamo sollecitato a livello europeo e devo dire anche solo da soli ancora, praticamente non insieme agli altri attori della filiera agricola. Cappellini, lei continua a lanciare queste frecciatine. Sì, perché io credo fortemente che sia solamente con la sinergia globale che si portino a casa dei risultati per le imprese al di là dei singoli campanilismi. Certo. Se noi dobbiamo assistere le imprese, dobbiamo fare in modo di essere compatti e di fare fronte comune. Ci tengo molto e pertanto per primi noi lasciamo da parte gli individualismi, vogliamo che anche gli altri li lasciano da parte, perché noi dobbiamo fare gli interessi delle aziende, certo, perché questo è il nostro compito statutario. Cappellini, io so che anche a livello nazionale tra l'altro c'è una novità, perché c'è un disegno di legge presentato proprio dall'onorevole Marco Carra che riguarda le imprese agromeccaniche. Certamente, l'onorevole Marco Carra è stato molto sensibile e ha lavorato in sinergia con noi per sanare questo vulnus tutto italiano, normare la figura dell'imprenditore agromeccanico nel contesto di carattere agricolo. Oramai tutta l'attività è stata ricompresa, macchine, personale dipendente, tutto, rimane questa figura dell'agromeccanico che io la chiamo fantasma, perché è un imprenditore che non esiste, perché non è stato fatto. Devo dire che in 4 governi che si sono succeduti tutti hanno presentato degli emendamenti di fonte governativa per accogliere la nostra richiesta. Purtroppo in queste ultime 4 fasi che cosa è successo? È successo che tutti gli emendamenti in finanziaria tutti bloccati, governo caduto, finanziaria che va per la fiducia e pertanto non accolti. Allora a questo punto molto vicino al territorio mantovano e all'agricoltura mantovano ha depositato una proposta di legge su questa e noi confidiamo di riuscire a chiudere nell'interesse delle aziende proprio anche questo, di modo che ricreare quell'equilibrio che dovrebbe portare vantaggi a tutti. Bene, noi ci lasciamo qualche minuto per un altro spazio pubblicitario, a tra poco arriviamo alle conclusioni del nostro dibattito. Eccoci in studio, bentornati a terza parte di Confini oltre l'agricoltura. Stiamo parlando di IMU e di imprese agromeccaniche. Biancardi, c'è modo di rimettere mano all'IMU? Il ministro Catania è stato intervistato recentemente dal Sole 24 Ore, ha detto cerchiamo di rimetterci mano, cerchiamo di modificarla. C'è la strada? Ma io credo di sì, io credo che il Ministro abbia le carte in regola per poter fare le riforme che bisogna fare, in quanto non sconta l'isolamento politico, è un tecnico in un governo di tecnici e quindi se i conti dell'Italia tengono, secondo me il Ministro ha modo di mettere mano. È di questi giorni una sua affermazione di carattere strettamente personale che sembrerebbe ipotizzabile una esenzione dall'IMU dei fabbricati cosiddetti collabenti, cioè di quei fabbricati diroccati, inutilizzabili, completamente inaccessibili, sì. Per cui questo sarebbe un primo inizio, un primo passo verso un'eliminazione di questa imposta per alcuni tipi di fabbricati rurali. Certo, speriamo, insomma. Auspichiamo che succeda, che parta da lì. È incoraggiante esatto. Per le imprese. Cappellini, abbiamo parlato prima, le sfide insomma per il futuro per le imprese agromeccaniche. PAC, sono previsti sostegni con la nuova PAC per gli agromeccanici, per la vostra categoria? No, attualmente non sono previsti. Abbiamo un anno di tempo per lavorarci, abbiamo presentato, chiamiamo degli emendamenti, dei consigli, delle nostre aspettative al commissario europeo Cioloş, in cui siamo andati a sottolineare quelle che in questo momento possono diventare le criticità per il mondo agricolo, ma di conseguenza anche criticità per il mondo agromeccanico, specialmente su questa
greening, inverdimento, che prevede che sarebbe un frazionamento di quelle che sono le colture nell'ambito dello stesso anno e che sarebbe un aggravio di meccanizzazione, perché sarebbero 3 passaggi, sì. Un aggravio per l'ambiente, perché molta più movimentazione, e per noi un aggravio di costi, perché vuol dire avere meno tempi di impiego di mezzi e allungare i tempi di ammortamento. Ora, siccome le nostre macchine, cioè la più piccola costa 200.000 euro e andiamo alle trince che arrivano a 450-500.000 euro, non sono cifrette per cui uno dice beh, la compro e la tengo lì per un'ora, ecco, questo genere noi a questo ci preoccupa. Tanto è vero che da alcune considerazioni e studi che abbiamo fatto, in taluni casi sul territorio nazionale, molto probabilmente, stando così le cose, potrebbe essere persino molto più conveniente non fare la domanda PAC e fare la coltura intensiva su tutto il proprio appezzamento, perché mantenendo dei prezzi come sono oggi quelli delle derrate agricole, delle commodities, potrebbero darci un risultato superiore a quello che è il frazionamento. Quello che abbiamo detto a Cioloș e che è un timido approccio, una timida apertura, stiamo coi piedi di piombo, è che Cioloș ha detto che il comparto agromeccanico potrà essere tenuto in considerazione nella formulazione del secondo pilastro. Ora, non ci aspettiamo grandi cose, perché prima diciamo gatto quando l'abbiamo nel sacco, però è la prima volta che una dichiarazione viene fatta in questo senso, e questo ci lascia buon sperare, perché vuol dire che noi abbiamo imboccato una strada abbastanza sostanziosa, coerente con le necessità delle aziende. Insomma, abbiamo iniziato la puntata parlando di IMU, di tassazione, ovviamente di tante notizie negative per la categoria, però la chiudiamo con qualche prospettiva, non dico insomma positiva al 100%, però con qualche speranza, forse sì, insomma, per i nostri imprenditori. Certo. Bene, noi lasciamo per un attimo questa tematica, andiamo a vedere le notizie che hanno segnato un pochino l'ultima settimana. Parliamo di riordino dei consorzi di bonifica e si procede infatti a grandi passi verso il riordino dei consorzi dopo l'approvazione della delibera che traccia i confini definitivi dei comprensori. A breve si procederà alle revisioni del regolamento elettorale e ovviamente anche dello statuto tipo, e i nuovi enti dovranno essere operativi nella loro nuova forma già a partire dal 1° gennaio del 2013. Noi siamo andati a sentire il presidente dell'Unione Regionale Bonifiche, Irrigazione e Miglioramenti Fondiari, Carlo Anselmi, che è anche presidente di un consorzio di bonifica, il Consorzio Alta e Media Pianura Mantovana, per capire da vicino quali saranno le modifiche appunto che verranno introdotte e soprattutto le prossime mosse in vista appunto del 2013. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato tramite la delibera dell'8 febbraio scorso la ridelimitazione definitiva dei comprensori di bonifica e irrigazione. La nuova configurazione prevede un totale di 12 comprensori sul territorio lombardo, 7 dei quali compresi nei confini regionali e 5 interregionali. Secondo quanto stabilito dalla stessa legge regionale 25 del 2011, entro il 15 dicembre 2012 dovranno essere indette le elezioni per la definizione dei consigli di amministrazione dei nuovi consorzi, che dovranno essere operativi a decorrere dal 1° gennaio 2013. È stata approvata definitivamente la delibera per quanto riguarda l'individuazione di nuovi comprensori, che ha di fatto confermato la delibera precedente. In mezzo ci sono stati tutti i tempi per le osservazioni che consorzi, enti locali e soggetti interessati hanno presentato. 2 consorzi al di sopra del Mincio, il destra Mincio, che comprende Alta e Media Pianura Mantovana e Colli Morenici, e i Laghi di Mantova, che comprende Fossa di Pozzolo e sud-ovest di Mantova. Da 4 diventeranno 2 consorzi, mentre le terre di Gonzaga rimangono come sono. I prossimi passi sono dettati praticamente dalla legge, dalla norma transitoria, che è quella che prevede tutta una serie di procedure per arrivare a indire le elezioni entro la fine dell'anno e insediare le nuove amministrazioni, diciamo, dal 2 di gennaio dell'anno prossimo. Cioè, in sostanza, adesso si sta lavorando attorno ad alcuni documenti fondamentali, che sono
il regolamento elettorale, lo si sta discutendo in questi giorni, le linee guida, che sono poi le norme che dettano come vengono effettuati i passaggi dei beni, il personale, la gestione del personale, i nuovi POV e tutte queste cose, e poi naturalmente per ultimo lo statuto tipo che verrà approvato dalla Regione e che poi ogni consorzio lo adotterà anche con inserimento di questioni abbastanza particolari di ogni consorzio. Fatto questo, che dovrebbe finire tutto entro giugno, viene nominata il cosiddetto organo collegiale, che avrà il compito di gestire la cosa fino alla nomina della nuova amministrazione, insomma. Eccoci in studio. Allora, abbiamo tanto parlato di sinergie, Cappellini ha lanciato più volte, insomma, così il suo spunto, insomma, per incentivare le sinergie, e allora abbiamo una buona notizia da dare, vero Biancardi? Di che cosa si tratta? Si tratta della sottoscrizione da parte della PIMA, e ringrazio il direttore qui presente e il suo presidente, perché della Carta delle Pari Opportunità noi come AIDA, perché sono la delegata provinciale dell'Associazione Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda Italiana, abbiamo proposto da PIMA di sottoscrivere la Carta per le Pari Opportunità, che in sostanza si prefigge lo scopo di dirimere le differenze di razza, religione, lingua e soprattutto di sesso all'interno del mondo del lavoro, e a PIMA ha accolto favorevolmente questa nostra proposta, che tra l'altro a livello nazionale di concerto col Ministero, quindi non è da sottovalutare. A PIMA ci ha garantito la sottoscrizione immediata, e quindi ringrazio il direttore proprio per questa adesione che porterà sicuramente ad una diffusione sul territorio in maniera capillare di questa opportunità che ci viene data. Bene, io colgo l'occasione quindi per invitarvi qui per parlare in maniera più approfondita anche di questa firma e di questo documento, che mi sembra molto importante. Bene, allora andiamo a vedere il prossimo servizio. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il nuovo pacchetto di misure e strumenti per il settore latte, che punta a creare le condizioni per un mercato più trasparente. Tra le novità c'è la possibilità di gestire e programmare i volumi produttivi dei formaggi DOP. Andiamo a sentire. Il 2012 sarà ricordato come un'annata storica per i produttori lattiero-caseari. Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera proprio pochissimi giorni fa a una nuova normativa che rafforza il potere contrattuale della categoria anche in vista della fine delle quote latte. La legislazione, approvata il 15 febbraio scorso, permetterà alle organizzazioni di produttori di negoziare il prezzo per il latte crudo. Ma vediamone allora i contenuti nel dettaglio. In tema di prezzi, il pacchetto prevede che la trattativa sia regolata da contratti che i singoli Stati possono rendere obbligatori. I contratti dovranno indicare il prezzo, i dettagli sulla raccolta e sulla fornitura di latte, le scadenze dei pagamenti, e avranno una durata di almeno 6 mesi. Una negoziazione collettiva che dovrebbe aumentare il potere dei produttori e favorire una migliore distribuzione del valore lungo la catena produttiva. Per scongiurare il rischio di distorsioni del mercato in presenza di forti aggregazioni del prodotto, sono stati introdotti vincoli alle quantità di latte che potranno essere oggetto di negoziazione. Il parametro è fissato nel limite del 3,5% della produzione totale di latte nella UE. Il vincolo scatta anche a fronte del 33% della produzione nazionale. Al fine di migliorare poi il funzionamento del mercato dei formaggi DOP o IGP e garantirne la qualità, i deputati hanno inserito un sistema di regolazione dell'offerta che i governi nazionali potranno attivare. Il nuovo regolamento dovrà essere formalmente ratificato dal Consiglio per entrare in vigore e sarà valido fino a giugno 2020. Le novità introdotte, tra le quali la possibilità di gestire e programmare i volumi produttivi dei formaggi, hanno una portata storica che ha specificato il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro. In una fase di forte e prolungata volatilità dei mercati assume un significato ancora più strategico. L'approvazione da parte del Parlamento europeo del pacchetto latte rappresenta un risultato molto importante e atteso dal nostro. La crisi che aveva colpito il settore lattiero-caseario nel 2009, ha aggiunto il ministro alle politiche agricole Mario Catania. Questo risultato lascia ben sperare per i negoziati che sono attualmente in corso in Europa, a partire da quelli per la riforma della politica agricola comune e del pacchetto qualità.
Bene, allora adesso andiamo a sentire la nostra consueta rubrica Agricoltura, Flash Agricoltura, che riunisce un pochino tutte le notizie che riguardano il settore primario. Sale il conto dei danni legato all'ondata di gelo polare che ha attraversato l'Italia. Secondo le prime stime di Confagricoltura, CIA e Coldiretti, la bolletta ha già superato i 500 milioni di euro. Un terzo delle coltivazioni di ortaggi è stato completamente distrutto, mentre il 15% delle aziende agricole ha subito danneggiamenti alle strutture e ai macchinari. E il maltempo non ha risparmiato neanche il bestiame, stimata la morte di circa 10.000 animali, non solo quelli selvatici, ma anche quelli in cattività rimasti uccisi dal crollo delle stalle. L'Italia ha chiesto 2 mesi di tempo per fornire alla Commissione europea le informazioni utili a sciogliere il nodo sugli aiuti di Stato relativo alle quote latte. 60 giorni ancora per spiegare a Bruxelles le condizioni che hanno portato alla proroga di 6 mesi, dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2011, del pagamento della rata per le multe sul latte. Ulteriore novità, la possibilità data alle parti interessate di commentare i dubbi espressi dalla Commissione europea sulla legalità dell'aiuto. L'agricoltura sembra essere l'unico settore positivo in un'Italia in recessione. In controtendenza rispetto all'andamento economico generale, il valore aggiunto del settore primario cresce nel 2011, raggiungendo un valore superiore ai 28 miliardi di euro grazie agli aumenti tendenziali fatti registrare nel primo, secondo e quarto trimestre dell'anno. Il leggero aumento del 2011 rischia di essere vanificato dalle perdite subite dal settore nell'anno in corso, che è iniziato con un crollo dei prezzi pagati agli agricoltori e dai danni del maltempo che hanno tagliato le produzioni. I banchi nei mercati rionali che non rispettano la normativa in materia di etichettatura di origine degli alimenti sono ancora troppi, e quanto emerge dal rapporto sull'etichettatura di ortofrutta e prodotti ittici nei mercati rionali 2011 redatto dal Movimento Difesa del Cittadino. Nel dettaglio, i banchi in regola sono il 24% del campione esaminato nel caso del settore ortofrutticolo e il 43% per il settore ittico. Tra le informazioni meno presenti in etichetta vi è proprio l'origine del prodotto, indicata solo nel 39% dei casi per l'ortofrutta e nel 51% per i prodotti ittici. Anche per il 2012 Regione Lombardia provvederà al pagamento di un anticipo dei premi PAC a luglio con uno stanziamento di proprie risorse pari a 200 milioni di euro. L'annuncio è stato dato dal presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni e dall'assessore all'agricoltura Giulio De Capitani in vista del tavolo verde che verrà convocato nelle prossime settimane. Sotto la lente la perdita di competitività delle aziende agricole in conseguenza dei forti aumenti dei costi di produzione registrati negli ultimi mesi e del peso della burocrazia, ma anche la nuova IMU e la riforma della politica agricola comunitaria. Anche i consumi, secondo le associazioni di categoria, risentiranno presto dell'ondata anomala di neve che ha investito la penisola. Il settore più colpito, denuncia in una nota Fedagri, è sicuramente l'ortofrutticolo, dove a causa del maltempo che ha investito l'Italia intera si registrano ingiustificati incrementi di prezzo. Mele più 108%, pere più 133%, arance più 130%. Aumenti in alcuni casi arbitrari, come per frutta e agrumi, che sempre secondo Fedagri possono aver subito qualche ripercussione nelle difficoltà di trasporto, ma non tale da incidere sui prezzi al consumo. Attenzione dunque alla speculazione. Eccoci, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Io come sempre ringrazio i miei ospiti, Sandro Cappellini, direttore di Apima Mantova, grazie per averci accompagnato in questo viaggio, e Beatrice Biancardi, avvocato, esperto tributarista, grazie per essere stata qui con noi. Ringrazio ovviamente la mia regia, Claudio Rossetti e Marco Cavalli, e poi vi do appuntamento ovviamente alla prossima settimana. Parleremo di quote e latte, vedremo un confronto scontro, immagino, tra l'onorevole Fabio Rainieri della Lega Nord e l'onorevole Marco Carra del Partito Democratico. Io ovviamente vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 14:30 e alle 21:10 su Mantova TV, e vi ricordo che potete continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook Confini oltre l'agricoltura Mantova TV. Ciao, grazie per averci seguito.
collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito.